Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. La cosa nacque da una conversazione nell'Eldorado Saloon, dove i minatori vantavano i meriti dei loro cani favoriti. Buck, conosciuto com'era, veniva preso di mira da quegli uomini che cercavano di esaltare i loro favoriti e Thornton lo difendeva strenuamente. Dopo una mezz'ora un uomo affermò che il suo cane poteva smuovere una slitta carica di 500 libbre e tirarla. Un secondo vantò 600 libbre per il suo cane, un terzo 700. Puh, disse John Thornton, Buck può smuovere 1000 libbre. E liberarle dal ghiaccio? E trasinarle per 100 yard? Domandò Matthewson, un re della miniera, lo stesso che aveva vantato 700 libbre. E liberarle e trasinarle per 100 yard, disse freddamente John Thornton. Bene, disse Matthewson lentamente e decisamente, in modo che tutti potessero sentire. Ho $1000 che dicono che non ce la fa. Eccoli qui. E così dicendo gettò sul banco un sacchetto di polvere d'oro grande come una salsiccia. Nessuno aprì bocca. Qualcuno aveva risposto vedo al bluff di Thornton, seppure era un bluff. Egli sentì un'onda di sangue caldo salirgli al volto. La lingua lo aveva tradito. In realtà non sapeva se Buck poteva muovere 1000 libbre. Mezza tonnellata. L'enormità della cosa lo sbigottì. Aveva molta di fiducia nella forza di Buck e spesso lo aveva pensato capace di trascinare tale carico. Inoltre non aveva $1000, né li avevano Hans e Pete. Ho qui fuori una slitta che aspetta con 20 sacchi di farina da 50 libbre, riprese Matthewson con rude decisione. Puoi dunque approfittarne. Thornton non rispose. La faccia di Jim O'Brien, un altro re della miniera e antico camerata, si presentò al suo sguardo. Fu per lui un suggerimento che parve spingerlo a quello che mai si sarebbe sognato di fare. Puoi prestarmi $1000? Domandò quasi sussurrando. Sicuro, rispose O'Brien, gettando un grosso sacchetto accanto a quello di Matthewson. Sebbene creda assai poco, caro John, che il tuo cane possa fare il colpo. L'Eldorado rovesciò nella strada i suoi clienti che andavano a vedere la prova. La slitta di Matthewson, carica di 1000 libbre di farina, era rimasta ferma per un paio d'ore e, nel freddo intenso di oltre 40 sotto zero, i pattini avevano fatto blocco gelando con la neve battuta. Si scommetteva 2 contro 1 che Buck non avrebbe mosso la slitta. Nessuno scommetteva per lui, nessuno lo credeva capace di tanto. 3 contro 1! proclamò Matthewson che raggiava giubilante. Metto altri $1000 e 3 contro 1! Che ne dici, Thornton? Thornton aveva il dubbio impresso sul volto, ma il suo spirito combattivo era stato eccitato. Quello spirito di lotta che aleggia sulle scommesse, che non vuol riconoscere l'impossibile ed è sordo a tutto eccetto che al richiamo a combattere. Chiamò Hans e Pete. I loro sacchi erano flosci e i 3 soci poterono mettere insieme solo $200. In quel momento di magra questa somma era tutto il loro capitale. Tuttavia la rischiarono senza esitare contro i $600 di Matthewson. I 10 cani furono staccati e Buck con i propri finimenti fu messo alla slitta. Davanti al suo splendido aspetto si udirono mormorii di ammirazione. Thornton si inginocchiò al fianco di Buck, gli prese la testa fra le mani e rimase con la gota appoggiata alla sua. Non lo scosse scherzosamente come era il solito, né gli mormorò affettuose maledizioni, ma gli sussurrò all'orecchio. Se mi vuoi bene, Buck, se mi vuoi bene. Sussurrava così. Buck diede un guaito di zelo represso. Su, Buck, disse. Buck tese le tirelle, poi le allentò per alcuni pollici. Aveva imparato a fare così. Va! Risuonò la voce di Thornton tagliente nel silenzio assoluto. Buck si gettò verso destra concludendo il movimento con uno slancio che tese le tirelle allentate e arrestò con una scossa improvvisa le sue 150 libbre. Il carico tremò e di sotto i pattini si udì un leggero scricchiolio. Forza! comandò Thornton.
Bach ripeté la manovra, questa volta a sinistra. Lo scricchiolio divenne rumore di ghiaccio frantumato, la slitta girò un poco su di sé e i pattini scivolarono di fianco per qualche pollice. La slitta era liberata. Gli uomini trattenevano il respiro senza accorgersene. E adesso march! Il comando di Thornton scoppiò come un colpo di pistola. Bach si spinse in avanti tendendo le tirelle con rude strappo. Tutto il suo corpo era raccolto e compatto nel tremendo sforzo. I muscoli si torcevano e si annodavano come esseri vivi sotto la pelliccia di seta. Il suo largo petto toccava quasi la terra. La testa era tesa in avanti ed in basso. Le zampe si muovevano impetuose. Le unghie scavavano la neve indurita in lunghi solchi paralleli. La slitta tremò e ondeggiò quasi, cominciando ad avanzare. Una zampa di Bach scivolò e un uomo diede un alto gemito. Poi la slitta si mosse avanzando come una rapida successione di scosse, sebbene in realtà non si arrestasse mai. Mezzo pollice, un pollice, 2 pollici! Le scosse diminuirono sensibilmente. Via via che la slitta acquistava velocità, Bach le attenuava, finché il movimento divenne continuo. Gli uomini trassero il fiato e ripresero a respirare senza immaginare che per un momento avevano smesso. Thornton correva dietro la slitta incoraggiando Bach con lievi e gioiosi parole. La distanza era già stata misurata e quando la slitta si avvicinò alla catasta di legna che indicava la fine delle 100 yard, cominciò a levarsi un applauso che divenne sempre più forte e che si trasformò in un'acclamazione quando la slitta superò la catasta e si fermò al comando. Tutti si abbandonavano all'entusiasmo, perfino Betweso. I cappelli e i mezzi guanti volavano nell'aria. Gli uomini si scambiarono strette di mano senza badare con chi e traboccavano di allegria in una confusione generale. Thornton cadde in ginocchio accanto a Bach. Aveva la sua testa contro la testa di lui e lo scuoteva avanti e indietro. Quelli che erano accorsi lo udirono maledire Bach e lo maledisse a lungo, con fervore, dolcemente e amorosamente. Signore Dio, cincischiò il re di Skokumbench. Vi do $1.000 per lui, signore, $1.000, $1.200, signore. Thornton si alzò in piedi, aveva gli occhi bagnati e le lacrime scorrevano liberamente lungo le sue gote. Signore, disse il re di Skokumbench. No, signore. Potete andare all'inferno, signore. È tutto quello che posso fare per voi, signore. Bach prese tra i denti una mano di Thornton. Thornton lo scosse avanti e indietro. Come animati da un comune impulso, gli spettatori si trassero a rispettosa distanza e non furono più tanto indiscreti da turbarli.